Allora, lui si definisce un sindaco di campagna, ama Vinicio di Capossela e governa Bortigiadas, che è un piccolo paesino di 830 anime, in Gallura. Moderno esponente di una politica che coniuga competenze e autorevolezza ad una cultura di forte appartenenza e tutela del territorio. Emiliano Deiana. Come dice il famoso filosofo della scuola genovese Paolo Villaggio, nel secondo tragico Fantuzzi, ho la salivazione leggerissimamente azzerata. Buonasera a tutti. Quando Caterina Pes mi ha invitato a intervenire a Primavera Democratica e mi ha detto che sarei dovuto intervenire nella sezione specialità, mi sono chiesto che bestia rara fossi per essere considerato una specialità. In realtà mi sento davvero una specie in via di estinzione, non fosse altro perché sono un sindaco di quei comuni della Sardegna che nei prossimi decenni possono scomparire. I nostri burocrati regionali sono inventati un bellissimo acronimo per definire questo stato di cose, SDM. SDM non è una sostanza psicotropa che serve come la morfina ad alleviare il dolore, significa stato di malessere demografico. Lo stato di malessere demografico può essere gravissimo, grave, precario, discreto e buono. Uno va all'anagrafe e chiede com'è lo stato di malessere. Gravissimo, e si è già col morale sotto i tacchi. In Sardegna 95 comuni hanno un SDM gravissimo, 69 comuni gravi, 66 precario, 65 discreto, 80 buono. Nei comuni con un SDM gravissimo vive solo il 5,8% della popolazione. Nei comuni in buono stato di salute vive il 45% della popolazione della nostra regione. Questo dato da solo racconta lo squilibrio che c'è oggi in Sardegna. La maggior parte dei comuni in SDM buono si affaccia sul mare o fanno parte della cinta urbana di Cagliari, Sassari e Olbia. Quando descrivo la Sardegna come un mostro a tre teste, ma senza corpo, non sono un visionario, racconto la realtà così com'è. Quando parlo della città lineare non ne parlo a sproposito, ma descrivo uno stato di cose. Quando parlo di desertificazione umana e culturale non è per fare l'amministratore che si piange addosso per ottenere un nuovo finanziamento regionale, ma perché questa è la realtà della nostra isola. E allora, quando si parla di riscrittura delle regole, quando si ipotizza una rivisitazione dello Statuto di autonomia e di sovranità, non è ozioso parlare di queste cose. Le regole devono indicare le aspirazioni di un popolo e di una comunità, devono indicare un obiettivo alto, ma partendo dalla conoscenza profonda della realtà, dove quelle regole vanno inserite e dei problemi che stanno facendo marcire una regione. Salvare una piccola comunità paradossalmente significa salvare anche le città che stanno scoppiando, che non riescono a fornire alloggi per tutti, che non riescono a garantire il diritto alla salute, all'assistenza, al lavoro e all'istruzione. Lo dico al prossimo sindaco di Cagliari, Massimo Zedda. Io credo che salvare Goni significa salvare Cagliari. Adesso ci dicono che col federalismo municipale staremo meglio, ma il federalismo municipale è un imbroglio che aiuta i ricchi e uccide definitivamente i poveri. Ci dicono che avremo la libertà dell'imposizione fiscale. Ve la traduco così: il sindaco aumenta le tasse e si prende pure qualche bomba, mentre il Presidente del Consiglio, fra un bunga bunga e l'altro, va in televisione a dire che ha abbassato le tasse a livello statale. Piuttosto a noi a volte ci viene voglia di pagare qualcuno per visitare i nostri paesi, altro che mettere le tasse. Allo stesso modo mi inquieta quando sento parlare di riscrittura dello Statuto. Prima avremo il dovere civico e politico di applicare per bene e per le cose che ci sono scritte quello che abbiamo. Che ci è voluto un intero movimento di popolo con un presidente illuminato per sollevare la questione delle entrate fiscali con lo Stato. Un'avvertenza che oggi vede una giunta regionale prona ai voleri del padrone di Arcore. E poi passa sotto silenzio il fatto che la nostra regione ha potestà legislativa per quanto riguarda l'istruzione e la formazione. Di quella legge che stabilirebbe criteri per il dimensionamento scolastico non se ne fa nulla per l'incapacità della politica sarda di riprendersi i propri spazi di autonomia e di sovranità in barba alle disposizioni parafasciste del ministro Gelmini.
Perché chiudere una scuola in un piccolo comune della Sardegna significa consegnarlo a una morte, prima ancora che demografica e civile, perché la scuola, l'istruzione e la conoscenza sono l'avamposto contro la barbarie e l'inciviltà. Questa mia fissazione dei piccoli comuni, della ruralità, dei pastori può sembrare a qualcuno come un'edizione del piccolo mondo antico. No, non è così. Nei paesi, quando ti succede una disgrazia, prima delle istituzioni interviene una comunità. È la comunità che fa da ammortizzatore sociale, da psicologo e da medico. I paesi della Sardegna li vedo come i nuraghi, custodi di saperi antichi, ma capaci di declinarli nella modernità. Cosa c'è di più moderno e civile della solidarietà, del rispetto, dell'uguaglianza e della collaborazione? Come ha detto qualcuno a proposito degli indios dell'America Latina, noi non siamo il passato, siamo il futuro. Finisco questo mio intervento con un elenco. Dopo Saviano anch'io mi sono dilettato a scrivere i 10 motivi per cui vale la pena fare il sindaco di un paese piccolo. Abbiate pazienza. Quando manca l'acqua e il fontaniere di Abbanoa si incaponisce a dire che il guasto non c'è e tu gli spieghi quello che dovrebbe fare, ma lui fa di testa sua. Allora vai dal vecchio fontaniere del paese, apri un tombino, lui regola meglio una saracinesca e l'acqua dopo qualche ora magicamente torna. Sono soddisfazioni. 2. Quando rientri da Cagliari alle 11 di sera, dopo oltre 500 km da solo tra andata e ritorno, passati a rimuginare sul fatto e sul da farsi, arrivi in paese e c'è il barista che sta chiudendo il bar. Torna dentro, prende 2 birre fresche e ti dice: l'hai voluta la bicicletta? Poi il discorso scivola sul calcio, anche se dovresti pensare al ciclismo. 3. Quando la sera in comune se ne sono andati tutti e resti da solo, ecco, quel giorno di silenzio aiuta a fare scelte migliori e ad avere qualche buona idea. 4. Quando arriva uno di quelli che vogliono fare affari nel tuo comune e dopo aver legittimamente richiesto e ottenuto un certificato di destinazione urbanistica ti dice: come possiamo ringraziare il sindaco? E tu rispondi riciclando una vecchia battuta sui socialisti: non si disturbi, sono ricco di famiglia. 5. Quando nasce un nuovo bambino in paese, dà speranza. 6. Quando vai a fare visita agli anziani alla casa del riposo, una volta ci sono andati anche con Soru, iniziano a raccontare degli stenti della fame del 43 o della campagna in Russia e ti fermi ad ascoltare e pensi che forse adesso non abbiamo tanti motivi di lamentarci. 7. Alla processione della Domenica delle Palme, quando ti fanno vedere le buche nelle strade e poi torni l'anno successivo e quelle buche le hai tappate. 8. Quando vieni ad esibirsi a Bortigiada su un grande artista come quello che ha citato Caterina, che ha suonato nei teatri di Parigi, Amsterdam, Roma, Londra e New York, e scopre che il paese è davvero piccolo, ma il calore è più vero e gli applausi più sinceri. 9. Venire a un convegno e non sapere cosa dire al punto 9. 10. Quando il 17 marzo ti rileggi la Costituzione, all'articolo 11 c'è sempre scritto che l'Italia ripudia la guerra e il 19 scoppia una nuova guerra. No, questo non è un buon motivo per fare il sindaco, ma è un buon motivo per indignarsi, perché la guerra e le persecuzioni sono la vergogna dell'umanità. Grazie.